Amici di Diretta Sport, appassionati di calcio, buon pomeriggio dal Vitiglio di Roma, dove fra pochissimo si giocherà la 19ª giornata del campionato di promozione Pro Roma contro Valmontone 1921. Prova a distendersi sul campo aperto Pro Roma, pallone che viene respinto. Ora con il Valmontone a rilanciare in profondità, lancio lungo sulla destra con il tentativo, il controllo palla e finisce in rete con il gol di Colaiori, con i giocatori della Pro Roma che chiedono un fuorigioco. Ci può arrivare nessuno, il controllo facile di Rovitelli, si riparte il Valmontone, girar palla, controllo di Illustrissimi, di apertura di Illustrissimi, pesca in profondità, il gol di Antonucci, diagonale perfetto, ma che lancio per Illustrissimi a beccare libero Antonucci, e poi porta palla a Pasquazzi, l'apertura, ancora si va sulla fascia sinistra, il controllo, sbagliano per un attimo i centrocampisti del Valmontone, ancora ha pescato Antonucci, pallone in mezzo, tutto solo per il gol del 3-0. Con 3 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, oggi grande difficoltà ancora con Antonucci, pallone in mezzo e poi c'è il colpo di testa che fa arrotondare ancora una volta il risultato 4-0, che quando mette l'acceleratore, mettendo in movimento i suoi giocatori offensivi, crea sempre grandi difficoltà la difesa della Pro Roma, però si è fatta vedere la prima volta. Adesso però deve provare a difendere su Romagnoli, ancora il controllo palla del numero 7, pallone in mezzo, chiede l'1-2, ancora il tocco sotto di Romagnoli, va a prendersi il pallone, non c'era fuorigioco come chiedeva la difesa, e allora anche Romagnoli fa doppietta, Conatella mette il pallone in mezzo, libera tutta la difesa e poi si sgancia anche in contropiede Romagnoli, lancio in profondità dove ci arriva Catracchia, l'apertura ancora per Cerroni entra in area di rigore, va sul sinistro, mette il pallone in mezzo, De Maulo non tocca e poi c'è il pallone che finisce in rete con il tocco di Raul Lanna, di rigore che si va a riempire. Il cross fuori dall'area di rigore, c'è il tiro tentato da Coratella, la respinta di Rovitelli, c'è il fallo segnalato dal direttore di gara, Lone che arriva in mezzo, poi spara via, mentre arriva adesso il fischio dell'arbitro a chiudere questo incontro. Finisce con un pesante passivo per la Pro Roma, il Valmontone chiude con il 6-0 questa partita, si porta a casa i 3 punti